A spasso! A Svizzera! Se tu sogni di divauski de stadina, di respirare l'aria fresca e a montagna, di scoprire alle fiori dei laghi d'acqua chiara, fado a Ligia e badina in Svizzera. A Svizzera è in cuore dell'Europa a ponente e a cinta da paesi amici, ma mare, un cinè. A un nord e a un mezzogiorno di un paese c'è due sere conosciuti in un mondo sano. A un nord sono le montagne di Udjura. A nord sono nome all'epoca di Jurassico, quando le gigampano i dinosauri in la terra. A un mezzogiorno sono le famose Alpi, che in certe lingue hanno dato un nome ai sport d'alpinismo. Se le più conosciute a Svizzera per via di montagne, è di un paese di numerosi fiumi e laghi. Il più maggiore è il lago di Ginevra. Quella manca in una stazione a Moa, tale a città di lo stesso nome, a seconda città più maggiore di un paese. È da rimarcare che la città di Berna, il centro politico di un paese, è solo la quarta città più maggiore e non è la capitale. I svizzeri non si vogliono intendere da scegliere la città che si meritava o più di essere più importante di un paese così bello. È così che li si messino d'accordo scegliendo la città in dove lo sarebbe collocato il governo, ma senza dargli lo statuto di capitale. Era naturale che a Svizzera, a mezzo a laghi e montagne, alitesse a gente. Qua non si volerebbe stabilire in luoghi così magnifici. I romani, i popoli di un nord, l'imperatore germanico, la famiglia australiana di Lasburghi, tutti questi adunino agli abitanti da tutte le parti di un paese, dava a Svizzera che non conosciamo oggi. Montagne ebben un posto maggiore in storia di formazione e di sviluppo della Confederazione Svizzera moderna. Fu difficile per l'invasore di undici e nacquero assai miti e leggende. Si crede che i dragoni che lampano il fuoco stanno sempre oggi in esapare di un monte Pilado. I discoli di un cantone di Udjura stavano arpi magici coperti di scagliacce verde e da piattacce elevate sotto. Ste vade pudigliavano i suoi tesori e brulicavano i vuletti acquatici nei famosi spiscioni svizzeri. A un medioevo alzano numerosi castelli in tutto il paese ingoduppati di leggende e di miti. Il castello di Chillon è una delle fortezze più famose a nonta sponde di un lago di Ginevra, che non conosciamo già. È a 110 imbiancate dell'Alpe. E storie di un castello dedano l'ispirazione a Lord Byron, che scrisse il poema O prigioniero di Chillon, conosciuto in un mondo sano. Il secondo castello più conosciuto di Svizzera è quello di Gruyère, in un cantone di Friburgo. Gruyère venerebbe di Gruyère, feudale in lei a Guavoresta. All'entrata del castello c'è una mano tagliata che se ne parla in parecchie leggende. Eppure, non sa più come è giunta questa mano. Ma certi scientifici hanno detto che la venerebbe di una mummia egiziana. L'affare è anche di più francese. A società di castelli medievali si ritrova in Svizzera zona. È un paese di famose banche svizzere, un modello di precisione e di coltelle svizzere così giuadivi per i montagnoli, quante mostre svizzere che non sono solo precise, ma di no vere opere d'arte. La hanno così impressa in mente a precisione di archeologi svizzeri che li diventano una delle nazioni più allora al mondo. Il sistema di trasporti pubblici è fatto d'orari a seconda. Per un detto, l'orario di gare corrispondono a quelli di treni elettrici
con una vera precisione svizzera. Tutti partono quasi a seconda. Difatti è considerato il cammino di varo svizzero come il più bello del mondo. C'è da sta bocca aperta davanti ai treni queste finestre panoramiche, quando li passano davanti ai ponti sopra i precipiti o che li filano in tunneli tremendi. C'è anche un cammino di varo più retto di un mondo, il Bilastuban, che giunge in cima di un monte pilato. Per Rubio, sono famosi i paesi montagnoli come la Svizzera per i zogaggi. Qui sono visti come un'arte. Il gaggio svizzero è diventato una marca internazionale. A scelta come udro a gui e da stupisce i bocchini più delicati. Alle volte si serve il gaggio strutto acconciato da barretti moi. Fontane davanti come questa si ne vede spesso in veste. Un altro simbolo svizzero è la fontana di Giculada Galla. È un dolce conosciuto in un mondo usando la Giculada svizzera. Se la di viaggia a roba dolce, basta visitare la Svizzera. A chi è appassionato di competizioni di sport estremi, un po' manca a corsa a cavallo speciale o ski jogging che si va con una persona a ski tirata da un cavallo. Se corse senza barro si gorano a un lago quadrato a mezzo alle montagne biancate di stazione a St. Moritz. A punta più alta di un ghiacciaio alpino che s'alza alta sopra i nulli e a punta maestosa di un Matterhorn. Ci giungono assai alla pittiera. La stazione di ski più buona l'hanno fatta in tira su monte. Affaccano i turisti di un mondo usando a fare snowboard e o ski. Ecco a Svizzera, un viaggio qui sarà una vacanza interessante che tu non scorderai mai. E ora per noi di dici a bedegi, ma ci ritroveremo da qui a poco per un prossimo episodio da parlare di un altro paese. Era a spasso. A presto!